Grissini siciliani con semi di sesamo. Questo è un prodotto tipico della Sicilia che abbiamo preparato per voi. Li potete servire a tavola per accompagnare i vostri secondi, i vostri antipasti, o semplicemente li potete anche mangiare come snack fuori dai pasti. Vi invitiamo a commentare, lasciare un like che per noi è molto importante, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima! Iniziamo con gli ingredienti: 250 g di farina 00, 70 g di strutto, 10 g di zucchero, 5 g di sale, 100 ml di acqua a temperatura ambiente, 10 g di lievito di birra fresco e per guarnire i grissini alla fine semi di sesamo. Oggi prepareremo una ricetta tipica siciliana e in particolare palermitana. Sono i grissini al sesamo. Cominciamo col versare 250 g di farina 00, aggiungiamo il lievito di birra fresco e lo zucchero semolato e mescoliamo con un cucchiaio gli ingredienti. Versiamo l'acqua poco per volta e aiutiamoci sempre con un cucchiaio per amalgamare l'impasto. Allora, aiutiamoci con le mani, cominciamo ad impastare. Adesso possiamo aggiungere lo strutto che vi ricordo deve rimanere fuori dal frigo per circa mezz'ora prima di aggiungerlo all'impasto. Continuiamo ancora ad impastare con le mani. Dobbiamo ottenere un panetto morbido, quindi la farina dovrà essere tutta assorbita dall'impasto. Per ultimo aggiungiamo il sale e continuiamo ancora ad impastare. Adesso, dopo averlo lavorato per un po', riprendo l'impasto, lo metto su un piano infarinato e continuo ad impastare e a lavorare l'impasto con le mani per ancora 10 minuti. Un po' di cambio. Adesso riprendiamo il nostro contenitore, riponiamo dentro il nostro impasto, lo copriamo con un panno di cotone e lo lasciamo lievitare a forno spento per circa 2 ore. Ecco qui il nostro impasto, adesso è lievitato, lo lavoriamo sul piano cercando di fare un panetto allungato. Di questo panetto, allora tagliamolo in circa 2 metà uguali. Da ogni parte delle 2 metà dovremo ricavare 7 cordoncini. Dobbiamo lavorarli con le mani cercando di allungarli il più possibile.
A questo punto dobbiamo trasferire i nostri grissini su una teglia dove avremo precedentemente messo la carta forno. Adesso spennelliamoli con dell'acqua. A questo punto possiamo mettere il sesamo. Adesso i nostri grissini sono pronti da infornare. 10 minuti in forno statico a 230 gradi e poi altri 10 minuti sempre forno statico a 200 gradi. Trascorsi 20 minuti, i nostri grissini sono pronti da sfornare. Li abbiamo preparati per voi, sono ancora caldi e fumanti, sono sofficissimi e li potete anche mangiare come snack fuori dai pasti. Buon appetito, ciao, alla prossima!